siamo tutti nella stessa situazione, a casa non si può stare e io non posso neanche fermarmi là il pomeriggio perché devo rientrare avendo famiglia e figli e quant'altro, insomma, altre ore da gestire durante la giornata e ritrovarmi così per me è un disagio. Non sono solo sulla stessa barca, ma spesso anche sullo stesso treno, a patto che non sia stato cancellato, i pendolari che quotidianamente devono affrontare un viaggio che sta diventando sempre più difficile, come Tania Fariello, che lavora come guardarobiera all'ospedale civile di Venezia, partenza all'alba dalla stazione di Quarto d'Altino, per poi avere la sorpresa che il treno del ritorno alle 12:39 è stato cancellato. Io sono andata allo sportello, la quale la signora mi ha detto che il prossimo treno era alle 15:09, però non era accertato perché all'ultimo momento cancellano. Cosa ho fatto? Ho dovuto prendere il pullman, e prendere il pullman, pagare ancora 3,50 € per la corsa, arrivare a Porte Grandi perché solo là arriva e adesso sto rientrando a piedi verso Quarto d'Altino, che saranno 7 chilometri. Come lei, tanti altri ci racconta che contribuiscono a mandare avanti la sanità in questo difficile momento, vivono nell'incertezza dei trasporti pubblici. Dobbiamo vedere se ci sono i treni, perché altrimenti io devo rivedere un attimo l'orario e se ci sono i pullman e rifarmi un altro abbonamento, perché ho già pagato questo di questo mese.